Sono 870 milioni di investimento, 1653 posti letto, quindi un grande ospedale che è grande non solo nei numeri, nelle degenze, ma è grande per i professionisti che ha dentro. Assistenza, formazione e ricerca sono il cuore di questo ospedale. I costi del nuovo ospedale sono lievitati durante la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo polo ospedaliero di Padova Est. Oltre ai numeri importanti riguardanti i posti letto e le eccellenze, non sono sfuggiti i nuovi numeri sui costi di realizzazione, che sono saliti a 870 milioni di euro rispetto ai quasi 600 preventivati appena qualche anno fa. La colpa è sicuramente da attribuire alla congiuntura economica e ai costi delle materie prime che sono aumentati. Per coprire la spesa la Regione sta chiudendo con l'INAIL un prestito ventennale. Noi stiamo tentando, o meglio, stiamo chiudendo, io spero, positivamente, un accordo con INAIL e quindi pubblico su pubblico per almeno 800 milioni di euro. E stiamo lavorando su questo fronte, spero che si possa assolutamente venire a capo. Comunque l'ospedale si fa. Zaia poi non esclude un'iniezione di liquidità grazie al PNRR. Nella rinegoziazione del PNRR direi che questo è il classico intervento da PNRR e purtroppo il negoziato fatto in passato non prevedeva questi interventi, però comunque mai dubitare sul fatto che dopo la pioggia arrivi sereno.